Serie B-Win, tutti i colori della passione. Prezzi scontati per sostenere la squadra di Madonna, e questa è la ricetta della società per invogliare il pubblico a seguire il Piacenza nello scontro diretto col Sassuolo, valido per la 39esima giornata della Serie B-Win. In palio ci sono punti pesanti per la salvezza. L'arbitro dell'incontro è il signor Guida di Torre Annunziata. Senza Cacia squalificato e con Graffiedi solo in panchina appena tornato da un lungo infortunio, in casa piacentina si punta forte su Guerra, che al sesto viene pescato bene in profondità da Catinali, ma il giovane 89 originario proprio di Piacenza liscia senza convinzione. Forse non sapeva di essere in posizione regolare. La squadra cerca comunque Guerra, al 15esimo il rifornimento arriva dalla fascia di testa, la girata è debole e imprecisa. Prende coraggio il Piacenza al 34esimo, prova Guzman a inventare il suo mancino, è spostato in corner da Pomini. Il finale di tempo è nero-verde però e soprattutto è firmato da Quadrini. Prima al 36esimo in corsa scarica un mancino leggermente deviato da Cassano sul palo, che così si salva. Poi al 40esimo c'è ancora un'occasione sempre per il Sassuolo e ancora porta la firma di Quadrini. Siamo al minuto 40, il suo mancino si avvicina ancora allo stesso palo di prima. Il primo tempo finisce qui 0-0, si ricomincia senza cambi sia nel Piacenza sia nel Sassuolo. Meno di 30 secondi dalla ripresa e Piccolo disegna una magia, precisamente un arcobaleno, forse aiutato da una deviazione di Consolini. La palla si infila sul palo lungo e per Piccolo è il quinto gol stagionale. Piacenza 1, Sassuolo 0. Piccolo non segnava da 2 mesi, era il 5 marzo e a Trieste vinse il Piacenza 1-0 grazie proprio a un gol di Piccolo. Dopo la magia il giocatore di origine napoletana prova a sfruttare il momento positivo. Gregucci è preoccupato, il suo Sassuolo non risponde agli stimoli degli avversari. Dicevamo ancora Piccolo, questa volta il suo mancino è centrale, il suo problema per Pomini. Piacenza però insiste e tocca questa volta a Guzman, che chiede troppo a se stesso e partorisce un pallonetto con Pomini inchiodato sulla linea di porta. Sassuolo di Gregucci sta a guardare, allora prova a caricarsi sulle spalle i compagni Martinetti, prima con una girata di testa al 65esimo e 6 minuti dopo con un destro di controbalzo centrale però per Cassano. Il Sassuolo cresce e al 77esimo tocca a Vignali spaventare il Piacenza. Vignali appena entrato per Catellani, il destro del giovane classe 91 finisce sull'esterno della rete. La squadra di casa gioca di rimessa, però all'85esimo un'azione manovrata che fornisce un pallone al volo per Guzman, sinistro alto, molto difficile però. A 2 minuti dal 90esimo Sassuolo vicino al gol, punizione di De Falco, Martinetti sfiora e Cassano si corica al momento giusto per impedire il pareggio. È una parata decisiva perché non succede altro, il Piacenza si aggiudica il derby emiliano 1-0 e scavalca il Sassuolo, tornando così a vincere dopo quasi 2 mesi. Al Garilli si festeggia per 3 punti pesanti, anche se la corsa alla salvezza è ancora lunga.